L'onda lunga del successo di Bergamo, le cartucce della new entry Ananda Cristina Marigno a incendiare gli attacchi dell'MVP Rosa Maria Montibeller. La Casalmaggiore più brasiliana di questo avvio di stagione fa 3-0 contro Perugia, raccogliendo 6 punti in 7 giorni e guardando con fiducia la prossima trasferta infrasettimanale a Scandicci. Da par sua, la Bartocini forti infissi prova a mettere in difficoltà la VBC e più, con l'ex Kenya Carcasses subito nella mischia. La cubana da una parte, la verde oro di San Paolo dall'altra. Sono le novità in sestetto. L'azzardo che ripaga i dividendi migliori è quello di coach Parisi. Marigno ricambia la fiducia dando velocità all'attacco casalese e il primo set finisce 25-17 davanti a 581 presenti. Nel secondo parziale Perugia cambia togliendo Carcasses in corso d'opera e inserendo Elena Velkova. Nel momento decisivo però è sempre Casalmaggiore a prendere il largo. Cresce il fatturato delle centrali, lievita quello di Montibeller. Dal 25-20 del secondo si passa in fretta al 25-17 con cui Laura Melandri chiude la contesa in un terzo set contestato solo in avvio dalla Bartocini forti infissi. Per la E+, il 3-0 significa prima gioia casalinga stagionale, biglietto da visita per la prossima trasferta toscana. Per Perugia, attesa mercoledì a Trento, il KO di Cremona rappresenta un passo indietro rispetto al primo Urrà contro Cuneo. Ricordiamo anche che tra poco premieremo